Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video. Oggi ci troviamo all'interno del mio desktop, come potete ben vedere. Questo è un video diciamo introduttivo, non volevo iniziare direttamente l'attività sul canale con dei gameplay perché vi volevo spiegare un pochettino quello che era successo, proprio perché non tutta la comunità di YouTube, tutti gli iscritti sono appunto registrati alla pagina Facebook, all'interno della quale sicuramente troverete tutte le informazioni. Comunque vi volevo dire che torno a fare gameplay, sono tornato proprio al 100%, mi dedicherò all'attività dei gameplay proprio in maniera assidua e continua, proprio perché come vi avevo scritto come vi avevo fatto vedere nell'ultimo video di Euro Truck Simulator 2, avevo intenzione di partire proprio per l'Inghilterra per dedicarmi a uno studio di un corso di inglese. Ma diciamo che sono partito, vi avevo scritto anche su Facebook la data della partenza, sono stato lì circa 7 giorni, siccome purtroppo il cibo, non mi sono riuscito a organizzare granché con il cibo proprio per una questione personale, ho incominciato a perdere un po' di peso. Siccome io sono un tipo che ha un metabolismo molto veloce, molto diciamo affrettato, ho perso davvero parecchio peso, circa 3-4 kg così, e siccome io sono un tipo che non posso permettermi di perdere questo peso proprio perché devo mantenere una soglia di sicurezza per un determinato problema di salute, non ho potuto continuare su quella strada e quindi sono tornato indietro e adesso ho tutto il tempo disponibile per continuare la mia vecchia attività diciamo di gamer, quindi vi potrò mostrare tutte le mie idee riguardanti l'ambito del gaming, i nuovi giochi, ho già nuove idee in mente, quindi sono contento che tutti mi hanno accettato, hanno accettato questa mia nuova idea di tornare ovviamente a fare gameplay. Sono tutti molto contenti, ovviamente quelli sulla pagina di Facebook, e volevo vedere un po' cosa ne pensa tutta la comunità di YouTube. Quindi non voglio fare un video molto lungo proprio perché questo deve essere solo un video introduttivo e farvi vedere quello che ho in mente di fare. A breve comprerò una webcam in modo tale da registrare anche dei gameplay con la facecam, come mi avete sempre chiesto. Devo vedere però che webcam comprare, quindi se mi inviate nella pagina dei commenti un consiglio su una webcam da comprare per le registrazioni in locale, ne sarei davvero molto grato. Allora, vediamo un pochettino le novità. Le nuove serie che ho intenzione di portare avanti sono diverse. Innanzitutto The Sims 4, inizieremo una nuova avventura con la nuova espansione che a breve comprerò, già l'ho messa nel carrello, mi sembra che si intitoli Un giro all'aria aperta, qualcosa del genere. Una nuova serie sarà sicuramente progettata su SimCity, una nuova città, nuovi giocatori, nuove mappe, e sicuramente accompagneremo il tutto con partite su Dota e forse su League of Legends, ma sto anche ancora adesso scaricando Battlefield 4 se non sbaglio, quindi siamo a posto, quindi continueremo anche su Battlefield 4. Per quanto riguarda altre serie, dovrò acquistare sicuramente il nuovo Cities XXL che sta per uscire, quindi abbiamo una parte dei gestionali ben coperta e attendiamo come al solito The Witcher 3 e Project Cars. E col passare del tempo poi darò un'occhiata ai nuovi titoli che staranno per uscire e vedremo un po' cosa fare. Però una importante novità: per riuscire a raggrupparvi tutti ragazzi e parlare insieme, per avere un contatto molto diretto con voi, lasciamo perdere la pagina Facebook che è sì un contatto però non diretto, ho creato un server di TeamSpeak. Adesso vi spiego appunto come accedere. Ho affittato un server di 25 slot, quindi non molto, perché voglio vedere come va questa storia. Se poi tutti quanti vi affollate, possiamo anche creare un server più grande, di 100 slot, anche più grande, e adesso vi faccio vedere come entrare. Basta scaricare TeamSpeak 3 dal sito di TeamSpeak, direttamente su Google potete andare a cercarlo. Basta che andate nella sezione principale, nella sezione Connections, andate su Connect, eccolo qua, e inserite questo indirizzo, ve lo faccio vedere, ve lo metterò anche nella descrizione, e come password questa, Eddie TeamSpeak, eccola qua. Così avrete la possibilità di entrare nel canale di TeamSpeak. Per esempio adesso io entro, così vi faccio vedere che cosa c'è all'interno. Allora, ho creato una chat diciamo di benvenuto, un caloroso benvenuto a tutti. È un canale ancora molto spoglio, l'ho creato ieri pomeriggio. Devo ancora
dedicarmici per creare nuove sezioni, arricchirlo, però tutto questo solo se funziona. Una sezione Dota 2 per tutti coloro che vorranno giocare a Dota insieme League of Legends, Battlefield 4 per le partite insieme, anche tutti coloro che vogliono radunarsi qui per chattare, per giocare a Battlefield 4, SimCity per chattare insieme durante le partite, durante i gameplay, gaming vario, le persone che vogliono dedicarsi a gaming vario, Counter Strike, non saprei, Shogun, ROM, possono finire in questa stanza, chat per chattare normalmente, ovviamente con le varie persone, e una stanza privata per esempio per me e alcuni, diciamo, miei amici più stretti per comunicare e dedicarci quindi ad attività diverse. Però ragazzi, il canale è aperto, potete entrare quando volete, a 25 slot come potete ben vedere. Aspettate, vediamo se vedo dove si vede lo slot, eccoci qua, 2 su 25. Se vedo che sono pochi, sicuramente li aumenterò. Ovviamente saprete usare TeamSpeak meglio di me, quindi chiudiamo. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, sia stato interessante. Questi sono i miei programmi nell'immediato. Magari farò partire anche una nuova serie di vlog. Ah, che mi ero dimenticato, c'è un nuovo gioco che io ho installato, ma non vi dico che gioco è. Ce l'ho qui in queste cartelle, che devo iniziare immediatamente una serie. Sicuramente vi piacerà tantissimo. Non vi dico niente, è un gioco che è ambientato nel Medioevo, però è molto particolare. Cioè, forse lo conoscete, è uscito nel 2011, forse non... a marzo 2011 è uscito, non sapete che... cioè, forse potrete intuirlo nel momento in cui vi dico magari anche qualcosa in più, però meglio lasciarvi così nell'incognito. È un gioco molto particolare, una nuova serie che si avvicina molto ai generi che abbiamo affrontato fino adesso, però ancora non voglio dirvi niente, la vedrete nei prossimi giorni. Ci becchiamo ragazzi nel prossimo gameplay. Questo era solo un video introduttivo per farvi per far capire un po' a tutti che sono tornato a fare gameplay. Ci becchiamo nel prossimo video, ciao a tutti.